Tragedia ha sfiorato questa mattina sotto Marina di Chioggia intorno alle 7:30 in Viale Umbria. 8 le auto distrutte a causa del malore dell'autista padovano di 47 anni di Bus Italia. Il malore mentre era al volante e aveva il piede premuto sull'acceleratore, con il bus finito fuori controllo e che ha terminato la corsa sulle auto parcheggiate e in sosta e contro un albero abbattendolo, come è possibile vedere dalle immagini girate da un residente. Fortunatamente in quel momento nessuno tra i proprietari delle auto si trovava all'interno dell'abitacolo, né c'erano pedoni in transito lungo l'area. Tuttavia ha richiesto i soccorsi non soltanto l'autista padovano, ora fuori pericolo, ma anche una signora che, vedendo la sua auto distrutta, si è sentita male a sua volta. L'autista non si sentiva bene già dal mattino. Nel bus non c'erano fortunatamente passeggeri perché stava facendo il percorso a vuoto dal deposito al capolinea. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia locale.